Ci, Ci, vieni qua. Ciao Ci. Ciao Pi, senti un po', ma oltre al titolo hai fatto, insomma, il soggetto, la sceneggiatura, tutto, insomma, il trattamento. Il trattamento di chi? Il trattamento, insomma, tutta quella cosa, concatenazione degli eventi, insomma, quella cosa che fa il film o fa diventare un film. Ma no, è questa l'idea, è una cosa semplice, c'è il titolo, c'è il sottotitolo e va tutto bene. Lui incontra lei incontra lui, si vedono, si guardano, sono belli, si piacciono, si danno un bacio e lui gli dice cara ti amo, mi vuoi sposare? Lei dice sì e va tutto bene. Ho capito, però, ma però così è troppo semplice. E questo è il punto, è proprio quello, è finalmente una cosa semplice, pensaci, è proprio una cosa semplice. Finisce bene, comincia bene, va tutto bene. È un investimento sicuro. La gente che cosa cerca? Un po' di pace, Appunto, e poi? insomma, le cose belle. E poi? E poi cerca l'amore. Appunto, e noi lo vendiamo e famo un sacco di soldi. E c'hai proprio ragione, mo che mi hai spiegato. Vabbè, mi sembra un'ottima idea. Ciao, sì. Ciao Pi. Scusate, scusate, però così non funziona. La gente vuole anche le complicazioni, le cose terribili. Per esempio, ci potrebbero essere dei personaggi che insomma si oppongono, quelli che resistono. Non so, per esempio, uno zio che non è d'accordo perché dice oh non me l'hai detto, oh non me l'hai detto, allora io mi oppongo. Oppure per esempio una nonna che dice oh non me l'hai detto, oh non me l'hai detto, e allora io ti discredo. Oppure dei cugini che dicono oh non me l'hai detto, oh non me l'hai detto, e allora io mi oppongo. È bellissimo, è bellissimo. Tutti che dicono di no, tutti che dicono di no. Scusate, però così non è carino. Quella è una storia d'amore, una cosa semplice. Ma una cosa semplice, una cosa semplice, sono tutti contenti. Senti un po', però tu non puoi fare così, perché? Perché? Perché non mi va, non stavo fare, ci pensiamo un'altra volta, va. Ciao, ciao, ciao.